della squadra guidata da Jorge Bastias. Completano il quintetto Arina Cerguta e la già citata Martina De Gennaro, che ha avuto in precedenza la prima chance per la formazione giallonera. Tanta curiosità nel vedere gli Accanto Frau, 7 gol finora in campionato, 6 invece per la giocatrice con la casacca numero 9 Martina Cupido. Attenzione a questo passaggio che attraversa tutta l'area, non trova Ariana Castro. Ecco qui rivediamo proprio questa con la casacca numero 9 occasione con il replay che ci è fornito dalla nostra regia curata da Marcello Bulgarelli, anche oggi presenti con 4 telecamere per mostrarvi questa sfida importante che, come dicevamo, è un crocevia fondamentale in vista del campionato per definire la quarta qualificata alla semifinale scudetto. Vediamo il tiro di Anna Berti respinto da Sofia Ferrarini. Adesso la ripartenza della numero 2, arriva alle sue spalle Iacanto Frau che cerca di soffiarle la pallina, duello che viene perso da Sofia Ferrarini contro Anna Berti. Adesso ripartenza ancora con Iacanto Frau, il tiro e la parata di Greta Ganassi. Ora ancora la Maria Vittoria Gimeno Dip che cerca con un tentativo prima di Gimeno e poi di De Gennaro, arriva 2 volte. Una partita aperta, come diceva Marzia Cattini. Il precedente sulla pista delle due squadre vide la vittoria per 4-1 della Pumas Viareggio, poi problemi di tesseramento che emersero nelle ore successive. Ci fu il ricorso e la vittoria di 6-0 a tavolino della formazione dell'Hockey Club Emilia, quindi il parziale della sfida dell'andata e quindi di 10-0 come definito appunto dal giudice sportivo. Però le due squadre, essendo tutte e due a quota 6 punti, non faranno affidamento in questo momento sulla differenza a reti quando vediamo ancora Gimeno che viene fermata. Ripartenza con Ariana Castro, passaggio indietro per Martina Cupido che prova il tiro, che viene respinto da Arina Cerguta, recuperata ancora da Castro che prova a piazzarla sul secondo palo, non riesce però a trovare la via della rete. Occasione ghiotta per la Pumas Viareggio. Dicevamo, molto probabilmente questa partita definirà quindi la quarta qualificata. In caso di vittoria di una delle due formazioni non sarà difficile che si ricorrerà alla classifica, alla differenza reti, cosa che invece si dovrà ricorrere in caso di arrivo a pari punti, ed è un'opportunità perché le due squadre in questo momento sono entrambe a quota 6 punti. In caso di pareggio al termine della sfida odierna si dovrà far riferimento ovviamente agli scontri diretti fra le due formazioni, con il Viareggio Hockey che, ricordiamo, si trova al 6° posto a quota 3 punti, quindi bisogna vedere anche il calendario dell'altra formazione viareggina, che deve affrontare Trissino e Roller Matera nel suo calendario. Poi tra poco faremo un'analisi anche proprio sul calendario delle due squadre, poi tra poco chiameremo in causa Marzia Cattini da bordo pista per sentire le indicazioni che sta dando Jorge Bastias alle sue giocatrici. Vediamo ora Martina Cupido, uno dei più interessanti talenti per quanto riguarda l'hockey su pista italiano a livello femminile, che nelle ultime generazioni sta sfornando decisamente talenti molto interessanti anche in prospettiva nazionale. E vediamo ora Iacanto Frau che cerca il taglio di Ariana Castro, non si trovano le due giocatrici, si ferma il gioco per l'intervento irregolare di Ariana Castro su Arina Cerguta. C'è il time out chiamato dalla Pumas Viareggio e da Mirko Bertolucci, ex allenatore del Correggio, che le nostre telecamere vanno a indugiare proprio prima sul time out di Jorge Bastias e poi sulle indicazioni di Mirko Bertolucci, con già la vagnetta alla mano. Andiamo a sentirlo. Corri, rientra! Non c'è uno che fa blocco, entra dentro. Si sta tutti a 4 esterni, ora la Marti è qua. La Mini piglia la palla e la Marti torna indietro. Dio, bestia dentro! Dobbiamo vincere la partita! Non allargare le braccia, la prossima volta allarghi le braccia e ti mando a fare la doccia direttamente.
ok? Non voglio comportamenti negativi. Se c'è un problema troviamo la soluzione, ok? Mili, interna, ok? Marti, patina. Prendi velocità, 1 contro 1. È il tuo pane questo qui. 1 contro 1. Andiamo. Dai. Avete sentito le parole di Mirko Bertolucci. Marzia da bordopista, ti faccio rientrare in postazione intanto, Marzia, anzi ti faccio intervenire adesso. Come stanno vivendo un po' questa partita le due panchine, perché come abbiamo sentito dal time out di Mirko Bertolucci, per chi non avesse capito, ci sono 3 punti molto importanti in palio in questa sfida. Intanto vediamo, attenzione, il recupero di Anna Berti, fermata da Sofia Ferrarini. Riesce comunque l'ex giocatrice della rotellistica scandianese della nazionale a recuperare la pallina. Ora Martina Cupido, un time out che abbiamo visto fin dai primi istanti. Marzia ha dato una bella scossa alla formazione della Pumas Viareggio. Maut è molto duro, ma per spronare le ragazze a fare del loro meglio. Abbiamo visto che ha avuto un appunto su Anna Berti in particolare, insomma, gli ha detto non allargare le braccia e fai quello che dobbiamo fare, e quindi senz'altro l'importanza della partita si è sentito. Poi abbiamo notato un abbassamento di voce dell'allenatore che però non gli ha appunto impedito di trasmettere tutta l'energia di cui è capace l'allenatore della Pumas Viareggio, Mirko Bertolucci. Dall'altra parte invece Marzia Orge Bastias, ti sembra, per quello che hai potuto sentire in questi primi 6 minuti e mezzo di partita, ti sembra soddisfatto della prestazione delle sue giocatrici? Naturalmente non abbiamo potuto sentire il time out, però abbiamo sentito nei primi minuti di partita che Bastias era sempre incoraggiante verso le proprie giocatrici, dava suggerimenti e consigli. All'inizio della partita abbiamo visto la squadra comunque abbastanza complessivamente tranquilla, allenatore compreso. Allora, intanto grazie a Marzia Cattini che ti facciamo rientrare in postazione, grazie anche per averci permesso proprio di sentire le indicazioni di Mirko Bertolucci alle proprie giocatrici. Non vediamo al momento cambi nelle due squadre dopo 7 minuti e 15 di partita. Ricordiamo il parziale 0-0 fra Hockey Club Emilia e Pumas Viareggio. Ora vediamo Emilia accanto Frau che prova a inserirsi in area, recupera la pallina Martina De Gennaro, propositiva fino a questo momento la giocatrice con la casacca numero 15 che arriva alla conclusione. C'è la parata di Bianca Bertolucci, portiere. A proposito di talenti interessanti nell'hockey pista italiano, portiere che ha centrato proprio a Gujan Mestras nella rassegna Under 17 dello scorso anno, la medaglia d'argento, il momento e il risultato più importante ottenuto dalla formazione Under 17 azzurra, che ha esordito proprio qui in questo Palasport, qui al Paladora Pietri di Correggio negli europei Under 23 che si disputarono per la prima volta per quanto riguarda l'edizione femminile proprio qui, e tra il portiere della squadra azzurra in quell'occasione fu Giorgia Teli, che difende i colori. In questo momento è in panchina tra gli estremi difensori della Pumas Viareggio, un buon europeo quello che disputò la giocatrice cresciuta nel settore giovanile del Correggio, che ora in forza alla compagine viareggina. Tanto Marzia da bordopista, te la linea. Su Bianca Bertolucci una curiosità, non so se avete notato il numero di maglia che porta, che è l'85, che è la maglia che ha sempre portato suo padre quando faceva il giocatore che come sappiamo ha giocato ad altissimi livelli. E un'altra curiosità, Bianca Bertolucci casco nero, quindi la curiosità è anche a livello cromatico, quindi questa è anche una piccola curiosità della giocatrice dell'estremo difensore della squadra della Pumas Viareggio, che oggi è il titolare in questa sfida. Bianca Bertolucci, come dicevamo, classe 2010, 16 settembre, per le esperienze anche fuori dall'Italia, un biennio in Spagna per l'atleta in forza alla Pumas Viareggio, e come dicevamo anche interessante per la formazione della nazionale italiana Under 17. Quest'anno gli europei Under 17 maschili e femminili si svolgeranno a Braga in Portogallo, quindi dalla Francia si passerà al Portogallo. 2 anni fa invece Olotte, 3 anni fa come dicevamo era la prima edizione degli europei femminili Under 17 proprio qui a Correggio, con l'Italia che arrivò in terza posizione alle spalle del Portogallo che si laureò campione. L'Inghilterra arrivò in seconda posizione.
invece nelle precedenti edizioni. Prima della medaglia d'argento l'Italia centrò anche nel 2024 un quarto posto. Ancora vediamo Anaberti, il duello perso con Martina De Gennaro, ma il tocco che permette a Martina Cupido di ripresentarsi in avanti. Ancora la numero 9 che cerca il giro porta, brava Greta Ganassi a rispondere, e questo è un piccolo assaggio di una giocatrice che nel Promote HP dello scorso anno era l'autentica leader della squadra della formazione Under 15 toscana, formazione mista fra ragazze e ragazzi. Il leader di quella squadra, senza ombra di dubbio, era Martina Cupido, che in più di un'occasione, anzi in diverse occasioni nel corso della partita, era lei a impostare l'azione e a trascinare la propria squadra. Quindi giocatrice molto interessante che ricordiamo nella partita del derby contro l'SPV Viareggio, giocato al vecchio mercato di Sarzana, ha segnato i suoi primi 2 gol in una nazionale senior. Una giocata intanto qua di Maria Vittoria Gimeno Dip, che cerca la conclusione, arriva Bianca Bertolucci a negarle la gioia del gol. Si accende il pubblico del Paladorando Pietri. Ecco qui la doppia giocata di Maria Vittoria Gimeno, il tiro in quella che è stata, a mio parere, una delle più belle azioni della partita. Andiamo a sentire Jorge Bastias e le sue indicazioni. L'atteggiamento è il giusto e se continua così fino alla fine, va bene? Si riposa nell'intervallo, non prima. Se continua con la marcatura, Auri non può uscire il tiro, che non significa cacciare la pallina, va bene? Davanti a lei, la segue, le marcatura, fratella porta, ok? Le altre prendiamo pala, vai alla balaustra. Se andiamo per la balaustra noi, te metti in 6. E stai a casa, proviamo in porta, cominciamo a provare in porta, stiamo giocando bene. In questo momento stiamo tenendo noi la pallina di più, ne approfittiamo questo momento per continuare a crescere, va bene? Dai ragazze, testa, Ari, fai la pausa, controlla, va bene? Che dopo ti faccio riposare 2 minuti, dai. Marzia, tu l'hai seguito abbiamo permesso, grazie a te, proprio di sentire le indicazioni. Qui intanto abbiamo visto invece il tiro di Ariana Castro, che a mio parere insieme all'occasione di Maria Vittoria Gimeno Dip sono state le occasioni più belle di questa partita, insieme anche a questo alza schiaccia e giro porta di Martina Cupido. Adesso possiamo tornare in cronaca diretta con il gioco che è ripreso con la formazione dell'Hockey Club Emilia in possesso della pallina. Primo controllo, prima pallina toccata da Aurora Torreggiani. Attenzione ancora però alla ripartenza della Pumas Viareggio con il tocco di Greta Ganassi, che intercetta una pallina pericolosissima recuperata da Alicia De Stefano all'esordio in questa sfida. Quindi Marzia, possiamo dire che abbiamo visto subito le due neoentrate in pista, subito protagoniste di giocate importanti in questa sfida. Come dicevamo, però abbiamo sentito un time out di Toto Bastias a incoraggiare e a ricordare quella parola che abbiamo sentito spesso proprio in casa Hockey Club Emilia, cioè la parola crescita. E abbiamo visto un time out molto incoraggiante da parte di Toto Bastias, e come abbiamo visto subito le 2 nuove giocatrici entrate in pista, che era la cosa che ti avremmo segnalato, subito in azione. Come dicevamo, Alicia De Stefano, prima pallina toccata dalla 17 in casacca Pumas Viareggio. Ora Anaberti in possesso della pallina. Non l'abbiamo citato in precedenza, lo citiamo in questo momento. Abbiamo parlato di Giorgia Teli, protagonista in quell'Europeo Under 23 nella squadra dell'Italia, il primo campionato europeo Under 17, Under 17 che si svolse nel 2023 qui a Correggio. Era presente anche Anna Palagi, anche lei in forza alla formazione della Pumas Viareggio. Intanto attenzione, Alicia De Stefano, qualche difficoltà nel controllare di Aurora Torreggiani, che però si riporta subito sulla portatrice di pallina. Ancora Ariana Castro che ci prova, la traversa colpita. Ariana Castro insiste la Pumas Viareggio, l'occasione più ghiotta al 12° minuto e 54 secondi, la traversa colpita da Ariana Milagros Castro. Ora c'è Arina Cerguta che in mezzo a 2 cerca di uscire. L'esperienza di Emilia Cantofrau consente ad Anaberti di
entrare in pista. Sofia Ferrarini stoppa l'avanzata dell'ex giocatrice della rotellistica scandianese. Ora insistono le giocatrici in casacca rosso-verde. Ha cercato anche in questo caso la deviazione, che ci è sembrato di vedere bene proprio la stessa Anna Berti sul tiro di Arianna Milagros Castro, che riprova ancora questo tiro. Pallina che finisce alta sopra la traversa, e rivediamo proprio la traversa di Castro, brava a superare prima Maria Vittoria Gimeno Dip e poi Rina Cerguta. In entrambi i casi però avete visto che è riuscita a superare senza perdere il controllo della pallina, è riuscita a costruirsi un ottimo tiro. L'atleta con la casacca numero 8 classe 2007. Aurora Torreggiani cerca di intercettare il passaggio di Jacanto Frau De Stefano. Ora per Castro, Berti a cercare di supportare l'avanzata proprio della compagna di squadra. Ora De Gennaro che non riesce a ricevere la pallina, la recupera in questo caso Castro. Il tiro di Anna Berti, scusate, che finisce alto sopra alla traversa. Cinta la nostra telecamera, non dovrebbero esserci stati problemi, fortunatamente c'è un plexiglass che la protegge, che il tiro era davvero potente quello di Anna Berti. Tanto ora rivediamo questa pallina messa in mezzo con Castro che la recupera e trova il gol. Il gol della Pumas Viareggio, che passa in vantaggio con il sigillo firmato da Arianna Milagros Castro. Al terzo gol in 3 partite per la formazione della Pumas Viareggio. Avete visto che è riuscita a tentativo di allontanare da parte della difesa dell'Hockey Club Emilia, è riuscita però Arianna Milagros Castro a provare e recuperare questa pallina, che ha permesso poi di trovare il sigillo dell'1-0 per la formazione gialloverde. Adesso da una parte e dall'altra c'è una reazione dalla parte dell'Hockey Club Emilia, ma dall'altra c'è la voglia di continuare e cavalcare l'onda del gol appena realizzato. Gimeno prova a servire in girata De Gennaro, pallina recuperata da Jacanto Frau. Sofia Ferrarini, attenzione, un 2 contro 2 che si apre, c'è spazio per Maria Vittoria Gimeno, arriva leggermente lunga questa pallina, ci arriva comunque la giocatrice argentina classe 2002, 5 gol per lei all'attivo in questo campionato. È arrivata a quota 5 anche Arianna Milagros Castro. Attenzione a Alicia De Stefano che cerca l'appoggio sempre sulla numero 8 rosso-verde, e gioco che viene fermato. Marco Giombetti decreta il fallo numero 3 fischiato contro l'Hockey Club Emilia. Invece qui a chiedere il time out è Mirko Bertolucci, che vuole dare indicazioni alle proprie giocatrici dopo il gol realizzato, che ha permesso alla squadra rosso-verde di portarsi in vantaggio. Le indicazioni di Mirko Bertolucci, cambio e... Mi spiegate? Abbiamo sbloccato la partita, quindi psicologicamente ok. Mi spiegate perché si intercetta la palla qui e il nostro compagno torna indietro? Perché non lo capisco io. Cioè, si intercetta la palla e si può andare, questo torna indietro. Bisogna andare là per vincere la partita. Ok, a livello fisico stiamo meglio. Se diamo pressione rubiamo la palla. Dentro, Diocan, dentro. Attenzione, quando ripartono, questi qui devono accorciare, perché loro entrano dentro. Noi rubiamo la palla qua e qua abbiamo la transizione. Se ti capita 1 contro 1, non ti avvicinare troppo. 1 metro prima, play, va, parti. Abbiamo visto nel finale l'incitamento di Mirko Bertolucci con l'invito a Martina Cupido a cercare di proseguire l'azione di pattinare come ha fatto proprio in precedenza. Attenzione che c'è un piccolo problema, Marzia, non so se lo stai seguendo, proprio che c'è Mirko Bertolucci proprio in azione su Bianca Bertolucci, probabilmente un problema, un supporto delle protezioni, mi sembra di capire vedendo.
Allora, vediamo intanto, torniamo in cronaca diretta con i quintetti delle due squadre, con Martina Cupido, Ariana Milagros Castro, Alicia De Stefano e Emilia Canto Frau. Sono le 4 giocatrici di movimento della Pumas Viareggio davanti a Bianca Bertolucci. Risponde invece la formazione dell'Hockey Club Emilia con Aurora Torreggiani, Sofia Ferrarini, Maria Vittoria Gimeno Dipe e Martina De Gennaro. Queste sono le 4 atlete davanti a Greta Ganassi. Attenzione ora ancora a Cantofrau, altra parata di Greta Ganassi, ha la possibilità di una seconda chance Emilia Cantofrau, che viene però respinta dalla difesa della formazione giallonera. Ancora la ripartenza della Pumas Viareggio con Martina Cupido fermata da Maria Vittoria Gimeno Dip. Marzia da bordo pista. Sarà un doppio cambio lato HC Emilia, perché è pronta a entrare in pista sia Rina Cerguta che Ilaria De Francesco, quindi a breve vedremo un doppio cambio da questo lato della pista. Quindi sarebbe un rientro in pista per Rina Cerguta, esordio invece per Ilaria De Francesco. Attenzione a Martina De Gennaro, che ha provato a piazzarla sul secondo palo ma non è riuscita a trovare lo specchio della nostra postazione. Non abbiamo capito se ci sia stato o meno una deviazione di Bianca Bertolucci. Pallina che è terminata proprio nei pressi della balaustra dove si trova la panchina guidata di Mirko Bertolucci. Pallina persa, attenzione, un potenziale 3 contro 2. Aurora Torreggiani cerca di portarsi in avanti la sfera, cerca l'inserimento in mezzo di Sofia Ferrarini, idea buona, Sofia Ferrarini la recupera, arriva il tiro che però non inquadra lo specchio. Chance ancora per la formazione giallonera, e rientrata in pista anche Anna Berti al posto di Emilia Cantofrau, e subito Anna Berti trova il gol del 2-0. Appena rientrata in pista la giocatrice con la casacca numero 6 trova la rete del 2-0 che raddoppia il bottino di reti per la Pumas Viareggio. Marzia da bordo pista. Berti che appena dopo il time out è rimasta in panchina con l'allenatore Bertolucci che le ha dato alcune indicazioni proprio prendendola da parte. Evidentemente sono servite a dare alla ragazza una giusta concentrazione, la giusta dose di aggressività per fare anche questo gol. È stata brava perché ha alzato lo sguardo, ha visto proprio lo spazio sul secondo palo, ha mirato lì proprio sotto l'incrocio. Ancora bella azione di Anna Berti con il passaggio per Martina Cupido che non concretizza questo contropiede, ma decisamente un buon momento per l'atleta classe 2006, lo ricordiamo, ex rotellistica scandianese, anche in esperienze con la maglia della nazionale italiana di hockey pista. Ora ripartenza della formazione dell'Hockey Club Emilia. Attenzione da Rina Cerguta, tu per tu con Bianca Bertolucci, non arriva a concludere perché Alicia De Stefano allunga il proprio bastone e riesce a intercettare la pallina e indirizzare sull'angolo la giocatrice che era fra le atlete che ha conquistato insieme a Bianca Bertolucci anche la medaglia d'argento a Gujan Mestras, in quello che è, come dicevamo in precedenza, il miglior risultato di una formazione femminile a livello giovanile in un campionato europeo. Ricordiamo che l'Italia ha vinto anche l'Eurohockey Girl Cup in Svizzera nella stagione 2024. Ora vediamo Anna Berti con Ariana Milagros Castro a cercare Martina Cupido che prova a puntare Ilaria De Francesco, prova a non concedere respiro la numero 14 alla giovanissima numero 9 della Pumas Viareggio. Ripartenza di Rina Cerguta, attenzione l'1 contro 3, Rina Cerguta arriva a concludere, trova il gol dell'Hockey Club Emilia. Rina Cerguta, il gol che accorcia le distanze per la compagine giallonera, ha visto il varco, si è inserita Rina Cerguta, è riuscita anche a mantenere un buon ritmo di pattinata per arrivare poi a concludere sul secondo palo il gol che riapre, che accorcia le distanze per la squadra dell'Hockey Club Emilia. Rina Cerguta dopo
le 2 reti realizzate al Pala Barsacchi di Viareggio nella sfida contro l'SPV, vinta per 5-0 dall'Hockey Club Emilia. Ha trovato il suo primo gol casalingo, terzo nella Serie A femminile. Ora Iacanto Frau che cerca il giro porta, chiude Greta Ganassi con il pattino, il primo palo. Ancora Ariana Milagros. Anna Berti che prova dalla distanza il tiro centrale, Greta Ganassi si oppone, prova ancora Castro, pallina per Anna Palagi, esordio per la giocatrice con la casacca numero 11 della Pumas Viareggio. Ora taglio di Anna Berti a cercare proprio Anna Palagi, duello tra Anna Palagi e Sofia Ferrarini, riesce a restare in controllo della pallina la giocatrice toscana. Palla 2, vediamo indicazioni di Jorge Bastias dopo il gol. Marzia, abbiamo sentito in questo momento anche le indicazioni del tecnico. Sì, Bastias qua al mio lato sta continuando a dare indicazioni alle varie giocatrici, e a un certo punto a De Gennaro gli ha detto stai nel secondo palo perché quello è tuo come protezione, ma soprattutto abbiamo visto una grande esultanza quando c'è stato il bellissimo gol di Arina Cerguta. Abbiamo visto diverse belle azioni proprio in questa partita, con la parata di Greta Ganassi sulla conclusione di Martina Cupido, una traversa colpita, lo ricordiamo, dalla Pumas Viareggio con Ariana Milagros Castro, Anna Castro, che ha poi firmato il gol del momentaneo 2-0 firmato, lo ricordiamo, da Anna Berti. All'11esimo al 14esimo è arrivato il gol di Ariana Castro. Al 18esimo, intanto attenzione, punizione battuta sorpresa da Maria Vittoria Gimeno, era al posto giusto nel momento giusto Bianca Bertolucci per respingere. 3:50 alla fine del primo tempo, sempre 2-1 in favore della Pumas Viareggio contro l'Hockey Club Emilia, che ha accorciato le distanze con il gol a 5:47 dalla conclusione di Arina Cerguta. Emilia Canto ha provato un no look, pallina che è finita però sull'esterno della rete. E ora intervento del direttore di gara. Non era palla 2 ma era palla per la rotellistica scandianese, per l'Hockey Club Emilia. Attenzione con Arina Cerguta che supera Anna Berti ma non Anna Palagi. Accanto Frau si interpone fra la giocatrice con la casacca numero 7 e la pallina che viene respinta da Greta Ganassi in questo tiro. Sofia Ferrarini recupera 39 secondi a disposizione per concludere l'azione per l'Hockey Club Emilia. Supera un avversario, Arina Cerguta, arriva nei pressi dello specchio difeso da Bianca Bertolucci, prova un passaggio potente. Arina Cerguta, infatti la pallina si impenna e va a colpire il soffitto del palo Rondo Pietri. Gara che riprende dal cerchio di centropista con il quinto fallo commesso dalla Pumas Viareggio in questa partita, solo 3 fischiati contro l'Hockey Club Emilia. Marzia, fino a questo momento comunque stiamo vedendo una partita aperta dove può succedere un po' di tutto. Intanto attenzione Anna Berti contro Greta Ganassi, paratissima di Greta Ganassi in questo contropiede. Brava Anna Palagi che era riuscita a soffiare questa pallina e innescare il contropiede, aveva visto subito la compagna di squadra, la giovane giocatrice con la casacca numero 11. Pallina alta sopra alla traversa Marzia. Stiamo vedendo una partita che può regalare spunti di ogni genere. Sì, partita divertente finora, con azioni da entrambe le squadre, quindi credo che anche chi ci stia guardando in diretta in questo momento non si stia annoiando. Attenzione, c'è Marco Giombetti che si presenta nei pressi della panchina della Pumas Viareggio. Vediamo che c'è Alicia De Stefano che abbandona
abbandona la pista per qualche istante, poi dopo ritorna in panchina. Dopo lo cercheremo di capire. Intanto la partita prosegue con Ariana Castro che prova a concludere, forse la pallina è stata respinta dalla propria compagna. Attenzione a Maria Vittoria Gimeno, un 2 contro 2, non riesce però a liberarsi di Mini Iacanto. Ora ripartenza ancora con Maria Vittoria Gimeno che aveva riconquistato per qualche istante la pallina, contropiede dall'altra parte con Castro e Iacanto Frau pronte a cercare di arrivare dalle parti di Greta Ganassi. Qualche difficoltà nel controllare, infatti la pallina viene recuperata da Anna Berti. Ora Gimeno, il duello con Anna Berti viene giudicato regolare dal direttore di gara che lascia proseguire il gioco quando mancano 100 secondi alla conclusione del primo tempo. Il punteggio sempre di 2-1 in favore della Pumas Viareggio sulla pista dell'Hockey Club Emilia. Ora vediamo Arina Cerguta in mezzo, non trova nessuno, ci sono però solo giocatrici gialloverdi con Castro e Palagi che cerca il tiro respinto dal pattino di Sofia Ferrarini. Ora sfera che arriva sul lato corto della pista, ripartenza di Arina Cerguta, accelerazione, Arina Cerguta arriva a concludere. Non abbiamo visto bene se sia stato palo oppure parata di Bianca Bertolucci, ma grande azione personale di Arina Cerguta cost to cost. E 55 secondi alla conclusione del primo tempo, chance per l'Hockey Club Emilia per arrivare al pareggio ancora con la giocatrice in casacca numero 7, autrice del gol del 1-2. 3 centri per lei in stagione. Attenzione invece dall'altra parte Alicia De Stefano che concretizza una delle regole più antiche non scritte dello sport: gol sbagliato, gol subito. E Alicia De Stefano trova la rete del 3-1. Ecco qui proprio il passaggio di Ianna Berti, buon taglio con l'inserimento della giocatrice in casacca numero 17 che firma il gol del 3-1. E per Alicia De Stefano è il centro numero 5 in questo campionato. Marzia da bordo pista. La capitano dell'HC Emilia ed è entrata Martina De Gennaro proprio pochi secondi fa. Ancora non si fermano le due squadre, qualche difficoltà per Ilaria De Francesco che scivola in area. Sofia Ferrarini però blocca l'avanzata di Alicia De Stefano quando mancano 13 secondi alla fine. Può andare fino alla conclusione la Pumas Viareggio, ma la pallina viene recuperata da Sofia Ferrarini che cerca l'inserimento proprio di Ilaria De Francesco, intercettato però il passaggio. Va a chiudere con il possesso della pallina la Pumas Viareggio al termine dei primi 25 minuti di partita. Applausi del pubblico per le due squadre con la Pumas Viareggio che conduce per 3-1 in questo primo tempo. Qui vediamo proprio i gol con Castro che firma il vantaggio a quota 14 minuti e 25 secondi di partita. Poi il 2-0 firmato da Anna Berti dal limite dell'area, il tiro che si infila sotto l'angolino alla sinistra di Greta Ganassi. Arina Cerguta in ripartenza accorcia le distanze per l'Hockey Club Emilia a quota 19 e 13 del primo tempo. Nei secondi finali, a 33 secondi dalla conclusione per la precisione, Alicia De Stefano concretizza, come vedete, l'assist di Ianna Berti, un tocco e poi la conclusione che regala il gol del 3-1, momentaneo doppio vantaggio per la Pumas Viareggio. Marzia, il tuo commento a fine primo tempo su questa partita? Ecco, ho perso la linea, ma probabilmente voi mi sentite. Io ti sento bene, Marzia, quindi vabbè, abbiamo qualche piccolo problema, noi ci fermiamo qui per qualche istante, torneremo qui per parlarvi del secondo tempo e per raccontarvi il secondo tempo di Hockey Club Emilia Pumas Viareggio.
ultimi istanti del primo tempo, quello che vi stiamo mostrando qui dalla nostra regia, i primi momenti della ripresa con Arina Cerguta sul cerchio di centropista pronta a dare il via alla sfida e al secondo tempo di Hockey Club Emilia Pumas Viareggio. Come vedete Omar Angelotti e Gennaro Ferraro sono alle riprese, invece Mazzacatini da bordo pista. Vi stiamo raccontando il recupero della settima giornata del campionato di Serie A, di Serie A femminile di hockey pista. Intanto vediamo ancora la Pumas Viareggio che sta attaccando con Migli accanto Frau, insieme a lei Anna Berti, Ariana Milagros Castro, Martina Cupido e Anna Berti. Sono queste le 4 giocatrici della formazione viareggina. Davanti a Bianca Bertolucci risponde invece la formazione dell'Hockey Club Emilia con Greta Ganassi tra i pali, Sofia Ferrarini, Maria Vittoria Gimeno, Arina Cerguta e con la casacca numero 15 Martina De Gennaro, Marzia Catini da bordo pista. Jorge Bastias si è affidato al quintetto iniziale. E si ricomincia nel secondo tempo così come si è cominciato nel primo tempo. Qua al palazzetto a bordo pista comincia a esserci un po' di caldo, infatti abbiamo visto alla fine del secondo tempo le giocatrici un po' accaldate, adesso le porte sono aperte, probabilmente dovrebbe aiutarle a gestire meglio la fatica. Tanto vediamo quello che sta succedendo in questo momento con Arina Cerguta che cerca di recuperare la pallina, ci riesce ancora il dialogo con De Gennaro, la conclusione che però trova Bianca Bertolucci protagonista. Sarà interessante vedere la reazione delle due squadre perché, come dicevamo, la Pumas Viareggio ha trovato 3 reti, l'ultima proprio l'ultimo minuto di gara, 33 secondi dalla conclusione, con il centro di Alicia De Stefano. Greta Ganassi intanto accompagna lontano dallo specchio questa pallina che era in arrivo. Intanto vediamo ora Cerguta con Maria Vittoria Gimeno, ancora Cerguta, cerca il passaggio, l'inserimento di Castro in mezzo a 2 atlete che riesce a recuperare la pallina. Ha provato poi Anna Berti con uno slalom, superato un atleta, non la seconda. Arina Cerguta dal limite, pallina che esce ora e De Gennaro a cercare di riconquistare la pallina, brava Martina Cupido a inserirsi, Sofia Ferrarini la ferma e in mezzo a 2 l'atleta prova a gestire la pallina, riesce a recuperare però la sfera la Pumas Viareggio. 2 minuti e 40 Mars. Stiamo vedendo comunque una bella partita con 2 squadre che si stanno affrontando a viso aperto e da una parte e dall'altra alla fine c'è la voglia, da un lato di far gol per chiudere la partita, dall'altro per riaprirla. Assolutamente, le ragazze della Pumas Viareggio sono estremamente motivate, ma anche le ragazze dell'HC Emilia ce la stanno mettendo tutta e abbiamo visto dall'inizio del campionato un netto miglioramento di quest'ultima formazione che è nata quest'anno. Sostanzialmente avevano bisogno sia di crescere che di amalgamarsi e vediamo comunque che risultati che migliora il gioco di squadra. Ancora Gimeno che recupera Arina Cerguta, 2 contro 1, De Gennaro arriva al tiro, buona la parata di Bianca Bertolucci che chiude il primo palo e abbiamo visto che può far male l'Hockey Club Emilia nelle ripartenze. Esce Martina Cupido, rientra Alicia De Stefano. Intanto attenzione all'intervento di Greta Ganassi. Come dicevamo, adesso è una fase dove vogliono un attimo prendersi un attimo di calma le 2 squadre in questo frangente, con De Stefano intanto che prova, si inserisce in area, arriva a concludere. Giombetti invita l'atleta cresciuta in Emilia che prova che l'ha invitata a rialzarsi. Avete visto poi il tentativo di conclusione respinto ancora da Greta Ganassi. Positiva finora la prova della giocatrice, dell'esperta giocatrice della formazione dell'Hockey Club Emilia, Gimeno e Berti. Duello ancora Alicia De Stefano che supera
bene Maria Vittoria Gimeno Dip. Adesso il passaggio per Anna Berti che arriva dall'altra parte, poi c'è il tiro parato da Greta Ganassi, buona azione costruita dalla Pumas Viareggio, ancora Anna Berti a cercare il tiro sul primo palo, riuscita però la difesa a deviare. De Stefano che riparte, fase positiva per la Pumas Viareggio che vuole cercare di mettere 3 reti di distanza tra sé la formazione giallonera. Rina Cerguta, generosa la sua prestazione, abbiamo visto pattinate e anche il gol come avete visto in contropiede di Rina Cerguta, un prezioso punto di riferimento. Attenzione ancora Mili Accanto che non riesce ad arrivare alla conclusione. Sentiamo gli incoraggiamenti di Jorge Bastias in questa fase, potremmo vedere a breve se ci sarà o meno un time out. Cosa sta chiedendo Marzia Jorge Bastias alle sue giocatrici? In particolare si sta rivolgendo a Martina De Gennaro chiedendole di fare difesa con più attenzione e con più impegno, la posizione rispetto al palo, insomma in questi ultimi frangenti le indicazioni erano rivolte a lei. Ancora Gimeno che recupera, ancora Cerguta, attenzione De Gennaro, non riesce però ad arrivare in tempo sulla pallina, ci arriva ma c'è la pressione di Anna Berti che non commette fallo ma recupera la pallina, viene giudicata trattenuta dalla formazione dell'Hockey Club Emilia, quindi attenzione a Milagros Castro per Iacanto Frau. Ora ancora il dialogo fra le due giocatrici, ancora Castro che prova il tiro, Castro che lo ricordiamo ha sbloccato il tabellino in questo incontro a 14 minuti e 25 nel corso della prima frazione, gol dell'1-0. 2-0 firmato da Anna Berti, 2-1 di Rina Cerguta, 3-1 che porta alla firma di Alicia De Stefano, l'intervento di Maria Vittoria Gimeno Dip che anticipa un'avversaria, pallina che stava carambolando verso lo specchio, qualche istante di timore qui al Pala Dorando Pirri, ma come avete visto la sfera era ben indirizzata, aveva calcolato questo aspetto Maria Vittoria Gimeno. Attenzione a un piccolo inciampo tra Sofia Ferrarini e Maria Vittoria Gimeno, entrambe sono andate sulla pallina e non sono riuscite a ripartire, la Pumas ne ha approfittato. Ora De Stefano, 7:20 nel corso della seconda frazione, c'è il gol di Mili Iacanto Frau, anche in questo caso bel taglio. Mili Iacanto Frau si è fatta trovare pronta a pochi passi dallo specchio della porta, la deviazione vincente che vale il gol del 4-1, il primo centro. Ancora il taglio di Anna Berti, un'azione per certi versi simile a livello di impostazione al gol del 3-1, con proprio questo taglio di Anna Berti. Erano in posizioni differenti Alicia De Stefano e Emilia Canto Frau rispetto in entrambi i casi in questa azione, però come avete visto la base era la medesima. Ancora Alicia De Stefano che prova ad arrivare dalle parti di Greta Ganassi che risponde e intercetta il passaggio a Rina Cerguta in mezzo a due. Toccata la pallina da Ariana Castro, 17 minuti e 6 secondi alla fine della partita. Pumas Viareggio che ora conduce per 4-1, 4 giocatrici diverse in gol in questa partita. Anche questo sicuramente non è un aspetto negativo per la formazione allenata da Mirko Bertolucci, che sarà soddisfatto della reazione delle sue ragazze dopo una prima fase di gara che, come avevamo sentito dal time out e dal microfono di Marzia Gattini, non aveva soddisfatto il tecnico ex Correggio Hockey e Sarzana, lo ricordiamo, protagonista in prima persona nel progetto Pumas Viareggio, con un centro sportivo che gradualmente sta prendendo forma ed è quello che la base sta diventando un piccolo gioiellino proprio alle porte di Viareggio. Intanto attenzione ancora a questo contropiede con l'intervento di Greta Ganassi sul contropiede di Castro. Tra poco andremo da Marzia Gattini a bordo pista, anzi Marzia ci andiamo subito, a te la linea.
In questo momento aveva la pallina in mano giocava Aurora Torreggiani, che è rientrata in pista in questo secondo tempo grazie all'uscita di Martina Gennaro, che però ha chiesto il cambio a causa di un dolore al ginocchio. Infatti in questo momento stanno applicando del ghiaccio secco, sperando che il sollievo arrivi abbastanza presto. Vediamo ora Alicia De Stefano, che ha visto con la coda dell'occhio Ariana Castro ed è riuscita a servirla. Sofia Ferrarini si incolla, la numero 8 della Pumas Viareggio, che aveva pensato un giro porta, però non è riuscita per via della ottima pressione applicata dalla numero 2 della Hockey Club Emilia. Ora la ripartenza di Arina Cerguta dopo il passaggio di Aurora Torreggiani, fermata però dal controllo errato della numero 7 vice campionessa europea in maglia nazionale. Ora Berti per Ariana Castro, Alicia De Stefano ancora, Anna Berti prova a far circolare la pallina la Pumas Viareggio con Castro, ancora De Stefano, inserimento di Castro, attenzione a questa buona intesa con Iacanto, che non riesce però ad uscire con il controllo della pallina. Aveva cercato di intercettare il passaggio Sofia Ferrarini, non c'è riuscita, però il retropassaggio, come avete visto, ha portato all'infrazione di 5 secondi. Time out di Jorge Bastias. Non possiamo lasciare la giocatrice che gioca qua dietro porta ni qua da sola, va bene? Li prendiamo, loro stanno lanciando e tagliano, va bene? Le dobbiamo inseguire, non stiamo guardando la pallina che le stanno facendo girare più veloce di noi, va bene? Guardiamo dove sono messe loro. Ari, guardiamo dove sono messe loro. È importante che siamo quella che taglia in dentro, guardi la pallina, non si può scappare, perché 2 volte abbiamo rischiato di andare in porta ma non l'abbiamo preso, va bene? Quindi steca, preparati e andiamo in porta, va bene? Cominciamo a provare. Bene Auri, ma dobbiamo il tiro deve, perché se no si viene avanti e te la frega, va bene? Senza pensare tanto, ok? Dai. Vediamo, avete sentito il time out di Jorge Bastias. Marzia, clima com'è dopo 10 minuti e 30 di secondo tempo? Avete ascoltato anche dal time out, il clima è comunque tranquillo, l'allenatore Bastias non ha alzato i toni, ha dato delle indicazioni molto utili, molto precise alle proprie giocatrici, che non so se si è potuto capire dalle telecamere, però insomma rispondevano con grande attenzione, devo dire grande partecipazione. Anche l'ultima indicazione ad Aurora Torreggiani, lei rispondeva sì va bene, cercherò di fare come mai detto, quindi ecco, grande attenzione da parte delle giocatrici a quello che dice il proprio allenatore. Vediamo ora l'avanzata della Pumas con la giocata di prestigio di Mili Iacanto Frau, che non è riuscita però a trovare lo specchio. Ripartenza dell'Hockey Club Emilia, 13:46 nel corso, alla conclusione del secondo tempo. 4-1 il parziale qui al Palla Dorando Pietri, con Rina Cerguta e Maria Vittoria Gimeno che provano a portarsi dalle parti di Bianca Bertolucci. Bianca Bertolucci che ha corso pericoli in avvio di ripresa, poi nel corso del secondo tempo la Pumas ha preso il controllo della gara dopo una piccola fase di pericolo. Ha trovato il gol del 4-1, che in questo momento è chiaro che nell'hockey nulla è impossibile. Abbiamo visto recuperi e rimonte, ma è chiaro che 3 reti sono un gap importante per la formazione rosso-verde. Marzia da bordo pista. Tanto aspettiamo, prima di darti la linea vediamo Alicia De Stefano, che ha tentato questa azione personale. Aurora Torreggiani prima e Sofia Ferrarini poi a riconquistare la pallina. Brava Sofia Ferrarini che supera Mili Iacanto Frau, poi arriva alla conclusione, pallina alta sopra la traversa, forse qualche problema per Mili Iacanto, no, ma si riprende. Marzia da bordo pista.
accennavi a questa differenza di 3 reti, che è un divario difficile. Intanto bella parata da parte di Greta Ganassi, e proprio parlando di portieri abbiamo una novità, insomma si sta scaldando il secondo portiere Olivia Paris, che entrerà. Intanto c'è l'azione personale di Maria Vittoria Gimeno Dip, che accorcia il divario e riporta a 2 reti le distanze fra Hockey Club Emilia e Pumas Viareggio. Ecco qui la discesa sul lato sinistro della numero 8 argentina. Qui l'esultanza anche di Greta Ganassi abbiamo visto, e qui vediamo proprio il replay, la protezione della pallina, e poi ecco qui rivediamo un attimo come è stata la conclusione. Tiro sul primo palo per la numero 8 che sigue il gol del 4-2, e dicevamo Marzia, importante anche resta in partita con questo gol la formazione dell'Hockey Club Emilia. 2 gol adesso a 11 minuti e 30 dalla conclusione. Ovviamente è una partita che si riapre. Partita riaperta, e abbiamo comunque in previsione un cambio di portiere, perché si sta scaldando Olivia Paris, che comunque sostituirà Greta Ganassi prima della fine del secondo tempo. Ora ripartenza con Anna Berti che ci prova, parata ancora di Greta Ganassi, recupera ancora Maria Vittoria Gimeno, c'è Rina Cerguta, un 2 contro 1, prova la conclusione al volo Rina Cerguta, resta lì la pallina, chance non concretizzata per l'Hockey Club Emilia. Occasione maiuscola per andare sul 4-3 per la formazione emiliana, che probabilmente dopo il gol ha decisamente guadagnato coraggio dopo una fase di gara che è stata decisamente d'appannaggio da Pumas Viareggio. Castro ancora, azione personale, pallina che resta lì, il tocco di Greta Ganassi che involontariamente mette fuori gioco Sofia Ferrarini nel tentativo di allontanare, ha colpito il bastone proprio della propria compagna di squadra, che è rimasto proprio nei pressi dell'area. Qui ancora il gol di Maria Vittoria Gimeno, rete del 4-2, rete numero 6 in stagione. C'è il cambio, Marzia, giusto? Non so se avviene proprio in questo momento il cambio, perché in questo momento Greta Ganassi ha chiesto di pulire la visiera, quindi probabilmente giocherà ancora per qualche minuto, però abbiamo capito che Olivia Paris si sta scaldando, e senz'altro è un riscaldamento volto ad entrare in pista. L'allenatore ha commentato. C'è intanto il time out, te lo facciamo ascoltare. Time out chiamato da Mirko Bertolucci, ma noi ascoltiamo le indicazioni di Jorge Bastias. Abbiamo pala, una scarpa e va verso la porta, Italia. Stanno facendo abbiamo lo spazio, ragazzi. L'importante è arrivare davanti alla porta. Appena entriamo in aria la possiamo alta, va bene? Dai, se continua così. Provate i tiri anche, ma deve essere una di fronte alla porta, fondamentale. Continuiamo, non può scappare una marcatura. Dai. E quindi avete sentito l'incoraggiamento ancora di Jorge Bastias. La partita non è finita, e anche indicato alle proprie giocatrici come colpire in questa fase. Immaginiamo che Mirko Bertolucci abbia dato indicazioni e abbia cercato sul nascere proprio di stoppare questo periodo, un momento decisamente positivo per la formazione di casa. Dopo, lo ricordiamo, un ampio momento decisamente positivo invece per la sua squadra, che nel corso del secondo tempo ha avuto un buon controllo del gioco. Ora recupera questa pallina ancora la formazione giallonera con Rina Cerguta, il duello con Anna Berti, fermata regolarmente dal direttore di gara. Un 2 contro 1, attenzione ahí accanto contro Greta Ganassi, una grande giocata dell'estremo difensore della formazione giallonera. Dall'altra parte Maria Vittoria Gimeno, scusate, cerca la conclusione che non trova
però la via della rete, ma ha trovato invece il guantone di Bianca Bertolucci. Bel tiro costruito, Ariana Castro soffia la sfera da Aurora Torreggiani, arriva però il raddoppio di Arina Cerguta. Ancora l'azione personale della giocatrice con la casacca numero 7, tocco dell'arbitro Marco Giumbetti, e quindi si riprende con la pallina in controllo dell'Hockey Club Emilia. C'è stato un cambio, vero Marzia? Mentre è uscita Aurora Torreggiani. Fallo di squadra numero 4 fischiato contro l'Hockey Club Emilia. Stanno chiedendo il cambio dei portieri. Ecco, è stato chiesto proprio adesso. Esce Greta Ganassi ed entra Olivia Parise con il pubblico che applaude entrambe le giocatrici. Quindi esordio in questa partita per Olivia Parise, non è l'esordio in campionato, ha già difeso i colori gialloneri nel campionato di Serie A femminile, l'atleta che ha il numero 10 sulle spalle. Ora vediamo ancora Ariana Castro che prova dietro lo specchio. Attenzione a Parise che vediamo, c'è stata l'infrazione, fallo di squadra sanzionato, se abbiamo visto bene, contro Olivia Parise. L'impressione che ho avuto io è che sia stata questa, non ho capito se è stata Rina Cerguta o Olivia Parise ad aver commesso infrazione. Il fallo di squadra, quinto fallo di squadra, come dicevamo, primi due falli di squadra arrivati proprio in questi ultimi 40 secondi, primi due falli di squadra nel corso del secondo tempo arrivati in questi 40 secondi di partita. Ora ci prova a inserirsi e entrare in area Milagros Migli accanto a Frau, Alicia De Stefano e Anna Berti a fa circolare la pallina. La Pumas Viareggio a 7:55 dalla conclusione della partita. Ora Rina Cerguta che la riconquista, Maria Vittoria Gimeno fermata da Anna Berti. Fallo numero 6 sanzionato contro la formazione della Pumas Viareggio. 5 contro l'Hockey Club Emilia. Ora la ripartenza con Cerguta. Sofia Ferrarini, Gimeno cerca l'inserimento di Laria De Francesco in area, fermata però da Ariana Milagros Castro. Ora Anna Berti a concludere, però non riesce ad arrivare al tiro prima dell'ottimo intervento della difesa, con anche il tocco di Olivia Parise che, lo ricordiamo, ha preso il posto di Greta Ganassi nel corso degli ultimi istanti di partita. 7 minuti alla conclusione della sfida. Pumas Viareggio 4 Hockey Club Emilia 0. Hockey Club Emilia 2, scusate. Vediamo le due reti realizzate dalla formazione di casa, con Rina Cerguta momentaneo 2-1, attuale 4-2 firmato da Maria Vittoria Gimeno Dip. Invece le 4 reti della squadra rossoverde portano la firma di Ariana Castro, Anna Berti, Alicia De Stefano e Emily Iacanto Frau. Ora Castro che prova il tiro respinto da Ilaria De Francesco, ancora però insiste la Pumas Viareggio che resta in avanti e gioca anche con un'altra arma che è quella del cronometro. Il cronometro che scorre e ovviamente più la Pumas Viareggio riesce a tenere la pallina e meno la Hockey Club Emilia ha la possibilità di arrivare dalle parti di Bianca Bertolucci.
Vediamo anche che c'è movimento in panchina. Marzia in casa che Club Emilia, lo vediamo, potrebbe esserci a breve un cambio ancora e forse un esordio, se non sbaglio, in questa partita. In partita senz'altro sta preparandosi a entrare in pista Matilde Cerchiari, la numero 6, e vediamo quale giocatrice andrà a sostituire. Comunque nel frattempo l'allenatore Bastias le sta dando indicazioni su come entrare in pista in questi ultimi 5 minuti che mancano alla fine del secondo tempo. È un po' come dicevamo in precedenza, l'occasione è giusta anche per far crescere proprio le giocatrici, anche in un contesto come quello attuale dove c'è in palio una partita importante ed una partita ancora aperta, come vedete proprio dal punteggio e anche dal modo in cui stanno affrontando proprio le due squadre. 4-2 il risultato, ma entrambe vogliono arrivare alla via della rete per accorciare le distanze da una parte, per aumentare il divario dall'altra, proprio con l'idea di portare a casa questi punti che sono fondamentali e che stanno avvicinando la Pumas Viareggio alla quarta posizione, che vorrebbe significare semifinale del campionato, semifinale per lo scudetto. Se dovesse arrivare, se dovesse essere confermato e dovessero essere mantenute queste posizioni al termine della stagione. Intanto attenzione al passaggio di Anna Berti, la girata di Emilia Cantofrau che prova il gol del 5-2, doppietta personale per la capitana della Pumas Viareggio. Andiamo a sentire il time out chiamato da Jorge Bastias. Fondamentale continuare questi 4 minuti. Siete stanche, è normale. Sofì, è normale essere stanchi. Dobbiamo avere la testa, va bene? Proviamo il tiro e devi essere davanti alla porta, va bene? Continuiamo a usare il corridoio finché c'è lo spazio che qualcuno taglia. Diamo il filtrante, va bene? Usiamo il filtrante. Ari, 4 minuti, diamolo tutto, eh? Prova ad andare in porta come lo stai facendo fino adesso, dai, uguale. Non fa male, lo so per esperienza. Porca, vuoi cambiare? Dai. Oh, il cambio non stai bene. Dai. Continua. 4 minuti l'invito di Jorge Bastias di dare di Tanto avete visto il contropiede di Iacanto che ha sfiorato il gol del 6-2. La giocatrice si è rinvolata verso lo specchio della porta, eccola qui, proprio la vediamo nel replay. Ha provato a metterla alle spalle di Olivia Parise, ha angolato troppo la conclusione. Ora ancora Iacanto Frau che insiste. 5-2, un parziale che sorride alla Pumas Viareggio. Ancora Castro, parata di Olivia Parise che si distende. La pallina però resta in controllo della Pumas con 6 falli a testa per le due squadre. Ora la ripartenza con Arina Cerguta, attenzione, ora c'è Matilde Cerchiari a supporto. Arina Cerguta la serve in questo momento, qualche difficoltà nel controllo, in un qualche maniera la pallina resta comunque ad Arina Cerguta che ha risposto positivamente all'appello di Jorge Bastias. Tiro di Sofia Ferrarini che finisce a lato, come dicevamo ha risposto positivamente all'appello di Jorge Bastias che la invitava ancora a tener duro per 4 minuti, come stiamo vedendo in questo momento. Ancora Cerguta il tiro, la deviazione di Bianca Bertolucci. Adesso vediamo anche la posizione di Matilde Cerchiari, invitata dal tecnico a essere proprio nei pressi dell'area. C'è stata una sostituzione anche in casa Pumas, dovrebbe essere uscita Alicia De Stefano ed è entrata Anna Palagi. Proprio adesso Anna Palagi in controllo della pallina. Ancora Castro, 2:30 alla conclusione della partita, si avvicina sempre più
il terzo successo stagionale per la Pumas Viareggio. Ora vediamo Castro, ancora Palagi, ancora Castro, attenzione a Iacanto con il ritorno in pista di Martina Cupido, uscita proprio Iacanto Frau. Ora Anna Berti, Castro, sono 12 secondi a disposizione sul cronometro dei 45, ma pallina che viene intercettata. Ora Cerchiari e Cerguta si cercano, ancora Cerchiari che va a cercare di riconquistare la sfera su Anna Palagi, pallina riconquistata ancora dalla Pumas Viareggio con Martina Cupido che prova a inserirsi in area dopo il passaggio di Castro. Arriva in possesso della pallina Rina Cerguta, poi il raddoppio della marcatura di Palagi e Cupido porta la stessa numero 9 a riconquistare la sfera e permetterà alle sue compagne di ripartire. Intercetta questa sfera Matilde Cerchiari per qualche istante, 70 secondi alla conclusione, il gioco prosegue per la squadra Viareggina. Ancora la Pumas che ci prova con Castro che ha cercato il tiro ma non è riuscito a trovare la via della rete. Ancora a 46 secondi dalla fine la Pumas vicina a conquistare in questo recupero della settima giornata il successo numero 3 in questa stagione in 8 gare, successo che significa quarta posizione in classifica. La sirena che sentite è quella dei 45 secondi, ne mancano invece 27 e un decimo alla fine della partita. Ed ecco qui Gimeno che cerca Matilde Cerchiari, ancora Cerguta che insiste, la riconquista la numero 7, il tentativo di passaggio sbatte sul pattino di Anna Palagi. Ora Anna Berti, Sofia Ferrarini, il duello si gioca fino all'ultima pallina. Vediamo ora Martina Cupido, 3 secondi, 2 secondi a disposizione, sfera che finisce nell'angolo e c'è la sirena finale che decreta la vittoria per 5-2 della Pumas Viareggio contro l'Hockey Club Emilia. Vittoria, come dicevamo, numero 3 in stagione per la Pumas Viareggio, che sale a quota 9 punti in classifica e stacca proprio l'Hockey Club Emilia in quarta, che resta in quinta posizione. Quindi ora la Pumas Viareggio si prepara ad affrontare l'ultima fase della stagione con 3 punti di vantaggio sulle giallonere, da disputare ancora le sfide con Hockey Valdagno in casa e sempre tra le mura amiche contro il Roller Matera. Invece per la formazione dell'Hockey Club Emilia, sfida casalinga il 19 di aprile contro il Valdagno, invece il 9 maggio la partita contro il Trissino in terra veneta. Quindi io ringrazio Seccatini da bordo pista, grazie Marzia, Francesco, grazie. Noi ci risentiamo domani con chi vuole ascoltare invece la partita di Serie 2 della BDL Minimotor Correggio, che domani pomeriggio alle ore 18 incontrerà l'Hockey Tiene, giusto Francesco? Esatto, alle 18 il fischio d'inizio, quindi torneremo qui a raccontarvi ancora tanto hockey dal Pala Dorando Pietri. Qui vediamo ancora, grazie alla regia curata da Marcello Bulgarelli e le immagini di Omar Angelotti e Gennaro Ferraro, le immagini e le migliori occasioni della partita. Questo è il gol del momentaneo 4-2 firmato da Maria Vittoria Gimeno. Arrivano gli applausi, come è giusto che sia, per le atlete dell'atleta della Pumas Viareggio che hanno conquistato il successo numero 3 in questa stagione. E qui vediamo il gol, la girata di Emilia Canto che ha portato il sigillo finale sul 5-2. Io ringrazio tutti voi per averci seguito, a presto sempre qui con le partite interne dell'Hockey Club Emilia sul canale YouTube Skate Italia Hockey Pista.